Dopo 40 anni Giovan Battista Tiepolo torna a Villa Manin con opere arrivate da musei e gallerie di tutto il mondo. Curata da Giuseppe Bergamini e Alberto Krajewicz, la mostra, sostenuta dalla Regione e dalla Fondazione Krupp, è stata voluta da Enzo Cainero, commissario della villa, e sarà visitabile fino al 7 aprile del prossimo anno, con le sue estensioni a Udine, al Museo Diocesano del Palazzo Patriarcale e al Sartorio di Trieste. Nell'evento la gigantesca pala d'altare del Duomo di Este, 7 metri per 4, dipinta dal maestro tra il 1657 e il 58, raffigurante Santa Tecla che libera la città dalla peste. Già esposta nel 1971, occupa il salone centrale insieme con il bozzetto preparatorio prestato dal Metropolitan Museum di New York. Un percorso, quello offerto ai visitatori, che testimonia l'evoluzione stilistica del maestro veneto, dalle prime esperienze giovanili alla maturità, tra dipinti, disegni e bozzetti che sottolineano come elementi chiave il rapporto tra l'artista e la sua committenza. Opere tra Venezia, la terraferma veneta, la Lombardia, dove Tiepolo affresca ville, palazzi e chiese, tra sacro e profano. La mostra, con orari dal lunedì al venerdì 9:20, sabato e festivi 9:19, ha previsto aperture straordinarie anche il 25 dicembre dalle 14 alle 19, il 31 dicembre dalle 9 alle 14 e il 1 gennaio dalle 11 alle 19. Uno sforzo organizzativo imponente per un evento che l'assessore alla cultura Elio De Anna così sottolinea. Sì, è uno straordinario evento a 41 anni di distanza, quasi 150 opere, alcune o almeno una quarantina monumentali, che vengono da tutto il mondo. È una mostra che viene offerta da Natale a Pasqua come servizio al cittadino, ai quali permette di risparmiare il giro del mondo, perché sono opere che vengono dall'America, sia dell'Est che dell'Ovest, dal Sud America, dall'Europa, dall'Inghilterra, persino dalla Russia, che testimoniano quanto la creatività, la passione e la collaborazione, soprattutto la rete di relazioni che Enzo Cainero e il suo staff come azienda speciale ha saputo costruire nel tempo, relazionandosi non solo con le istituzioni tipo le sovrintendenze oppure le varie istituzioni che collaborano a questa mostra, il Comune di Trieste, ma soprattutto aver cercato dei partners che non sono meri sponsor ma che accompagnano l'evento perché lo condividono nella concezione progettuale e soprattutto nel percorso della realizzazione stessa. Vi attendo tutti a Villa Manin.